Però mi ricordo in quegli anni là di estate che noi abbiamo ritrovato da un giorno all'altro appunto il brano pubblicato che è esploso su YouTube e noi abbiamo detto oddio, cioè ci siamo sentiti quasi in colpa perché a lui lo prendevano ovviamente in giro perché comunque poi è entrato in quella componente di LOL rap che un po' tutti sappiamo. Però è iniziato a diventare tanto famoso, cioè io studiavo all'università poi a Trieste e c'era gente che lo conosceva. Io quando andavo da lui mi faceva leggere delle mail che gli arrivavano da personaggi del rap italiano di un certo livello che gli chiedevano di suonare a Milano, a Roma, eccetera. Però lui l'ha vissuta diversamente, per esempio, da altre figure, no? Del LOL rap di quel tempo lì, e c'è stato male. Ed eccoci qua, incredibile, all'ultima puntata di no, in realtà no, dai. Questa è la 39esima puntata. Bello, mi piace. Sai come perché? numero. Perché alla puntata 40 ci sarà uno switch di location, mettiamola così. E quindi è l'ultima qua, possiamo dire. È l'ultima qua a livello cronologico, sì. E dopo ci sarà una novità a livello di... sì, chiamiamola di ambientazione. Siamo qui oggi, ragazzi, con Otais e possiamo un po' concludere la pentagologia, come si dice? Pentalogia, Insomma, carino. Per un periodo siamo stati dello stesso membro della Brainsmoker insieme a Gettone e il Chele, quindi abbiamo qua il quarto componente della Brainsmokers, anche se in realtà eravamo altri. Quanti eravamo? Allora l'ha ricordato anche il Chele, c'era anche DC, Malamove, esatto, e Double D, quindi era una bella, anche se io in realtà sono entrato un po' in una fase finale, nel senso che tanti già stavano uscendo un po' dai Brainsmokers. Ma in realtà abbiamo fatto una traccia che sì, c'eravamo tutti quanti. Io non c'ero. Ma su Braingasm io non c'ero. Ah, ecco perché. Io sono arrivato appena dopo. Infatti non c'ero, anche se poi devo dire che ogni tanto l'abbiamo in 2 o 3 occasioni l'abbiamo recuperata in live, io, Jet, il Chele e forse anche Double D, e io ho scritto una strofa al volo proprio per il live, e abbiamo recuperato quella base là perché spingeva un sacco. Però nel pezzo ufficiale non c'ero ancora io. Comunque ragazzi, se vogliamo dare una visione più planetaria ad Otais, se puoi descriverti agli amici che ti stanno ascoltando, perché non sei solo un rapper, sei altre 1000 cose. Altre 1000 cose, sì. Diciamo che nel tempo poi ho ampliato un po' l'esperienza artistica, diciamo, però parto appunto dal rap anch'io, da Sandona di Piave per la precisione, e scrivendo principalmente, mai componendo beat, quello ho sempre collaborato con altre persone. E nel tempo poi appunto sono passato a fare anche cose un po' diverse come consulenze comunque artistiche, musicali, sono speaker radiofonico, adesso ho anche un'associazione culturale con cui facciamo musica e teatro, quindi insomma varie altre attività, vocalist eccetera. Esatto, diciamo che tu parti come rapper e poi ti sei dovuto in qualche modo espandere per avere un attimo di più, perché di solo rapper comunque fatica di... Ma no. Ti dirò, allora, non è stato tanto un obbligo, tra virgolette, ma è una cosa che ho sentito di dover fare. Cioè, non volevo rimanere chiuso solo in un aspetto e fare solo una cosa sola. Nel tempo ho avuto modo di banalmente conoscere cantautori, musicisti eccetera, quindi ho ampliato proprio anche la visione artistica dal rap. Cioè a me piace fare boom bap principalmente, però mi piace condividere anche questa cosa con altre forme d'arte, integrare proprio, no? Il rap sia musicalmente con altri artisti, musicisti e quant'altro, sia proprio magari con altre forme d'arte come il teatro, come, che ne so, la pittura, qualsiasi cosa. Sono un amante dell'arte un po'. Quindi sì, c'è stata anche magari una crescita proprio tua artistica magari negli anni, che sei passata da fare proprio il boom bap a fare comunque altri generi, hai scoperto altri mondi, quindi quello del teatro e anche quello della musica comunque, no,
dal vivo, cioè tipo sì, Ho suonato con band, con musicisti, ho realizzato un progetto anche appunto registrato con anche proprio la musica registrata, quindi basso, chitarre, batterie eccetera, cose che magari insomma non tutti i rapper fanno, ecco. Esatto, sì, anzi è una roba proprio da signori, si può dire, perché addirittura un conto se buttare il CDJ con la basetta e cantarci sopra, un conto avere tutto il gruppo dietro fa molto più... sì, fa figo, prima di tutto. Più che altro fa anche esperienza, nel senso che noti cose che magari facendo solo rap, concentrandosi solo su quello, non noti a livello sia compositivo sia di vita da studio e quant'altro. Certo, sì. Quello sì. Ma anche a livello di dover magari esibirti con una band invece che esibirti in singolo. Anche, sì, cioè, non è facile, cioè, è diverso forse. È diverso a livello proprio anche di sensazioni dal palco, sicuramente. Credo anche a livello di impatto per il pubblico comunque, perché ti dico, io la primissima volta che mi sono esibito con una band è stato con i Jalis, perché nella mia esperienza c'è anche un periodo di collaborazione con loro, e avevamo appunto la band, abbiamo rivisitato 4 marzo di Lucio Dalla. In chiave IDM e melodica e rap, un po' tutto insieme, e appunto era suonata dalla band e quindi banalmente io ero impanicato perché ero abituato appunto a esibirmi in live su basi, e quindi aspetta che la batteria mi dà il tempo quando parte la strofa eccetera, perché sennò sai quei momenti di panico lì, avevo le cuffione, mi ricordo proprio e quindi è stata un'esperienza particolare. Una band che faceva EDM. Allora la produzione era nata così perché era stata realizzata da Fabio Ricci appunto dei Jalis in quella chiave là, però poi c'era, diciamo, l'arrangiamento prevedeva anche basso, batteria, chitarra eccetera. Sì, ho capito. Diciamo, poi c'era la parte di synth principale realizzata così, c'era Alessandra Drusian che cantava, quindi la voce appunto dei Jalis, e io avevo i miei interventi rappati, ed è stato strano obiettivamente suonare per la prima volta così. Poi nel tempo ho avuto modo di fare altre esperienze di questo tipo a Trapani, tra l'altro nel 2017 non solo c'era la parte di band, quindi chitarra, basso, batteria eccetera, ma c'era pure la parte orchestrale di violini, contrabbasso e tutto quanto, e lì panico a livello emotivo, perché comunque sentire un arrangiamento suonato da un'orchestra, di un tuo pezzo dal vivo, riarrangiato, appunto suonato così, è stato veramente una bella botta emotiva, quello sì. Si può vedere questo video, c'è qualche video su YouTube, non so che... Allora sì, su YouTube c'è qualcosa, allora, se vogliono cercarlo per rendersi conto gli amici qua. La prima volta che mi sono esibito con i Jalis era a Santa Maria di Sala, e nel loro canale ufficiale di YouTube, scorrendo, dovrebbe esserci questa collaborazione, sarà stato 2015-16, quegli anni là. Invece per esempio riguardo all'esibizione di Trapani non è su YouTube, ma era sulla mia pagina Facebook. Quindi va a Catarlo T, bravissimo, okay. Che c'è appunto tra le altre anche il caricamento di quel video là, appunto del Mare del Vivere, era brano del 2016, riarrangiato e suonato in live. Comunque, ora che abbiamo una panoramica, torniamo un attimo nei nostri passi. Yes. Ci racconti di questo episodio della scuola? Allora, io ho iniziato a scrivere appunto tra i banchi di scuola. Tra l'altro, Otai 6 classe 91, che magari qualcuno pensa che sia del 2001 perché è di molto, sono giovanile, esatto, ok, meno male, ma quindi... Oddio, ho il capellino che se no si vedono i capelli bianchi, quello è il problema. Le superiori, quindi che anni si parla? 2004? Ma sì, erano i 2005, ho iniziato a scrivere proprio le prime cavolate, sarò stato qua in prima, seconda superiore, e sì. Influenzato da un compagno di classe appunto che aveva il fratello maggiore che ascoltava e ballava hip hop, quindi ho iniziato ad ascoltare anche i classici americani eccetera. Poi sono stato influenzato molto in quegli anni là, perché erano gli anni un po' di una sorta di rinascita del rap italiano, c'era Mondo Marcio e Fabri Fibra principalmente, erano quegli anni là, e ho iniziato scrivendo appunto le prime cose a scuola in italiano, cavolate assurde ovviamente, però in realtà ascoltando rap americano di lì a poco ho provato a iniziare a scrivere in inglese.
Non so come potevo avere la conoscenza, anche la scrivere cavolate sicuramente. La cosa particolare di scuola è che scrivendo a scuola ero a rischio sgamo, e così è stato. Sono stato sgamato dal professore di inglese e stavo scrivendo una sorta di reppata in inglese di un episodio che era avvenuto proprio col professore di inglese, quindi cose strane, aneddoti strani. Mi ha sgamato e quale può essere la punizione? Una nota? Ti mandano dal preside? Che ne so io cosa possono fare? Posso dire, scrivere comunque in prima superiore una strofa rap in inglese, io penso che neanche adesso sono capace a farla, quindi non vedo la roba bruttissima. No, per carità, però sai, non seguivo molto la lezione, mettiamola così, quindi sai, professori però vedono persa la loro autorità. Sì, però se uno riesce a scrivere una strofa rap in inglese in rima, tanta roba. Cioè... Ma infatti la punizione è stata particolare. Tra l'altro, no, non mi aveva sgamato lui, non mi aveva sgamato quello di inglese, mi aveva sgamato quella di matematica. Quella di matematica, la punizione è stata: ok, allora adesso scrivi un testo sulla matematica. E io ho scritto un testo in inglese con le formule matematiche, tipo il teorema di Pitagora, di Euclide e quest'altro, in rima in inglese, cioè una follia atomica. Ovviamente non so dove sia finito questo foglio, ma come punizione ho dovuto fare questa cosa qua, quindi però una cosa particolare. In inglese non è mica facile comunque. No, però chiaramente io usavo un po' anche trick. No, ascoltavo rap americano, quindi imparavo un po' a capire lo slang banalmente, e quindi poi avevo proprio il dizionario, no? In cui andavo a vedere, mi serviva una determinata parola, un determinato concetto, anche i modi di dire, per esempio, andavo un po' a studiarmeli così, ecco. Quello sì. Chiaramente non ho mai registrato nulla di quel periodo di inglese, anche perché poi appunto era 2005-2006 e ho iniziato a registrare nel 2008 le prime cose, e lì ero già con il gruppo che si chiamava Steel Cage Crew, appunto di San Donà, e lì scrivevo in italiano, ovviamente. Sì. Ma e quindi questo gruppo come che registri? Avevate uno studietto o eravate molto... Registravamo in tutti i posti più improbabili del mondo: camerette, garage, sgabuzzini, chiaramente super home, e quindi microfonetto stupido, insomma. Microfonetto stupido, sì, competenze che potevamo avere noi a livello di editing, di mixaggi, eccetera. Però è un periodo che comunque ricordo con piacere, intanto perché mi sentivo parte di un qualcosa, e poi perché comunque abbiamo iniziato a fare i primi live accompagnati da Matt Pawana, che era il nostro un po' tra virgolette manager al tempo, che eravamo io, Ludax da San Donà, Ludax, eccolo là, e Seos. Eravamo noi tre come Steel Cage Crew e giravamo parecchio ai tempi. Poi a Cama Ludax, dov'è che su Facebook forse mi spamava i pezzi, non mi ricordo se può essere. Poi adesso non so se sta facendo qualcosina anche lui ogni tanto, però perché all'epoca andava, forse anche adesso, che magari la gente ha perso, andava di moda a spammare i pezzi a manetta, no? E fare la gara dei views, che a fine già erano 4 scampai di casa, però faceva la guerra dei poveri, no? Però faceva figo. Sì. Se lui faceva 3.000 views su YouTube e io ne facevo 2.000, e lui era meglio. Sì, no, è vero. Ma semplicemente avrà perso qualche ora in più a spammare i pezzi, perché alla fine 3.000 views, era amici, gente che guardava, ma... Però ti dico, ovviamente quando sei ragazzino e sei inserito in questo contesto ti sembra di essere Dio, certo. Ok? Quindi noi, cavolo, registriamo dischi, avevamo fatto un mixtape e un disco, insomma, copie fisiche. Visto che parlavamo prima dietro le quinte, facevamo le copie fisiche al tempo. Solo la parentesi, perché se no mi dimentico la domanda. Vai. E qual è stato il primo microfono con cui avete registrato, ti ricordi? No, non mi ricordo, anche perché in realtà io il primissimissimo pezzo che ho registrato non l'ho fatto con loro, ma l'ho fatto, era un brano mio, ero registrato in uno studio di San Donà, che adesso non so neanche se esiste più, ed era un pezzo diciamo estivo, per una compilation estiva. Poi ho iniziato a registrare con loro, ma non mi ricordo minimamente che microfono avevamo. Sai perché ti ricordi? So che usavamo credo Adobe Audition, queste cose qui, cioè una versione vecchia. Beh, è già tanta roba, comunque siamo qua con Audacity. Comunque a parte quello, non so se ti ricordi
ricordi che i microfoni proprio ad asta, quelli proprio orribili. Sì. Adesso che mi sto pensando che facevano schifo, ma chissà che cavolo di utilizzo avevano veramente. Perché faceva veramente massa schifo per qualsiasi utilizzo, penso. Ma cosa facevi, chiamate su Skype neanche? No, allora non registravamo così. In realtà il microfono, penso che per l'epoca che usavamo era anche abbastanza buono. Il problema casomai era ovviamente la nostra limitata capacità a livello tecnico, e quindi chiaramente poi a livello di mixaggio, editing eccetera, fondamentalmente c'è ste voci spiaccicate sopra una base di YouTube o cose del genere, quindi non c'hai una grande cura del... Però per il tempo, non so se c'erano basi, sì, per dire, no? Comunque cose, esatto, chissà dove le scaricavamo, non mi ricordo neanche più. Però per il tempo diciamo che per noi sembrava di essere tanta roba, e avevamo anche un certo seguito nella nostra zona, no? A livello di amici, di ragazzi, insomma, a livello di live, anche perché iniziavamo a calcare comunque dei palchi non così banali. Ai tempi eravamo andati anche a Revolver in apertura ai Colle del Fomento, per dirne una. Quindi eravate la novità, magari, essendo che è una roba nuova. Eravamo la novità, c'era una qualche scena, perché oltre a noi ai tempi c'era Gergo, c'era Don Vinny e quello che è diventato il Trio Flagello. Infatti qua vado un po' a spiegarti, perché so che sei curioso di questa cosa. C'è una puntata con loro uscita settimana scorsa. Ecco, devo andare a recuperare. Ma in realtà no, scusa, in settimana scorsa, da quando uscirà questa. Ok, giusto. Pensare in prospettiva. Siamo sempre 2 mesi prima quando vedete le puntate. Siamo a gennaio adesso, metà gennaio, il 12. La puntata uscirà la 3 di febbraio in teoria, però vabbè. Lo so anch'io. Esatto. Ai tempi, oltre a fare vari eventi, varie serate, c'era anche una sorta di contest a tappe che stavamo facendo, in live ovviamente, e c'eravamo noi Steel Cage Crew, c'era Don Vinny da solo e c'erano Marchi e Ross che erano insieme da soli, però, e si chiamavano, se non sbaglio, Echo Sound o qualcosa del genere. Cosa succedeva? Che noi, avendo un certo tipo di seguito, eravamo tra le varie realtà del territorio probabilmente quelli un po' più seguiti eccetera. In sta competizione mi ricordo che eravamo tipo a livello di punti straprimi. Scusa, questo è San Donà comunque. San Donà dintorni, sì, Jesolo e quant'altro, comunque la realtà no, scusa, San Donà e Revolver, scusa, era San Donà. Anche, sì, Revolver era San Donà. Ma siete là comunque che mi stai raccontando? Era a tappe, quindi avevamo girato vari locali delle zone. Okay. E ogni tappa appunto accumulavi punti, in poche parole adesso non mi ricordo neanche come. No, pensavo fosse sempre nello stesso posto. No, vari... Il Revolver era stata la serata finale, credo, qualcosa del genere, no? Il premio, tra virgolette. E quindi noi eravamo straprimi a livello di punti, eccetera. E è successo che c'era una grande faida, tra l'altro, tra noi, l'Echo Sound, eccetera, ai tempi, in freestyle, eccetera. E è successo che un po' per cercare di raggiungersi a livello di punti, e un po' perché chiaramente c'era anche stima artistica tra di loro, Don Vini è stato inglobato nel gruppo, diciamo nel duo di Vinny e di Marchi e Ross, e così è nato il Trio Flagello. Hanno messo insieme i loro punti per cercare poi noi abbiamo vinto lo stesso quella volta là, però è nato il Trio Flagello, che poi appunto hanno fatto un bel percorso loro come gruppo, mentre noi poi nel tempo ci siamo divisi. Non me l'hanno raccontata sta roba qua. No, ma perché è una cosa veramente stravecchia, e poi magari mi ricordo io fin là anche i dettagli, però insomma mi ricordo vagamente che era il periodo, perlomeno era quello, e il contesto era quello. Sì, gli anni erano quelli là alla fine, che siamo nati un po' tutti, perché comunque obiettivamente Don Vini è entrato dopo nel gruppo appunto che avevano già creato Marchi e Ross, e poi niente, poi chiaramente ognuno ha continuato il suo percorso. Ripeto, loro sono riusciti a livello di gruppo a fare varie cose, mentre noi magari ci siamo un po' divisi tra di noi, quindi abbiamo continuato con robe soliste principalmente, però il periodo era quello, quindi bazzicavamo un po' gli stessi locali, le stesse realtà. Ho capito, ma qui ti chiedo la domanda delle domande, che tu sai già qual è. Lil Angels? Cavolo, perché Lil Angels adesso che mi penso, a parte chissà che fine ha fatto, è Boyarcana. Ti spiego tutto. Dopo questa parentesi appunto Steel Cage Crew, quindi prime interviste, anche primi live, primi progetti, io diciamo un po' parallelamente ho iniziato a fare mixtape per conto mio.
quindi lì sì, basi scaricate. Ovvio. Là YouTube c'era, sarà stato 2010, 2011, era il boom delle e quindi io facevo mixtape su mixtape in cui tra l'altro chiamavo cani e porci dentro, mi ricordo c'era il Nistach, c'era anche gente tipo di Mike che ho come riconosciuto a distanza di anni perché avevo perso di vista. Che Gettone ci sta collaborando adesso. Bravissimo, quindi pensa, io di Mike l'avevo conosciuto ancora in quegli anni là, ai tempi dei mixtape, e poi ci siamo persi di vista per un sacco di tempo. Avevo fatto tipo 3 mixtape, l'ultimo di questi l'avevo registrato credo totalmente da Lil Angels, perché anche lui era di San Donà. Anche lui era di San Donà. Adesso ti spiego tutto. Lui era di San Donà, quindi ovviamente a una certa ha iniziato a girare con noi, per forza, ok? Noi cosa facevamo? Come si faceva a quei tempi là? Avevamo le nostre zone di ritrovo in cui ci mettevamo a fare skate, freestyle, ascoltare i pezzi, senti qua, no? Un po' di robe, e ha iniziato a essere anche lui dentro questa realtà, e noi un po' ingenuamente lo spingevamo, cioè gli dicevamo dai, sei forte, spacchi e tutto, e infatti più o meno quelli sono gli anni in cui poi è uscita Estate, no? Appunto io l'ultimo mixtape l'ho registrato e me lo sono lavorato appunto da lui, che aveva appunto casa sempre lì a San Donà, e tra l'altro ho anche curato un mixtape a livello di registrazioni, mix eccetera, di Ben J, che era anche lui in Estate, quindi ho conosciuto lui in realtà spaccava pure, devo dire, e quindi insomma mi sono ritrovato lì a sfruttare un po' la mansarda di Lil Angels per queste cose qua. Poi nel tempo ci siamo totalmente persi di vista, però mi ricordo in quegli anni là di Estate che noi abbiamo ritrovato da un giorno all'altro appunto il brano pubblicato che è esploso su YouTube, e noi abbiamo detto oddio, cioè ci siamo sentiti quasi in colpa, perché a lui lo prendevano ovviamente in giro, perché comunque poi è entrato in quella componente di LOL rap che un po' tutti sappiamo, però è iniziato a diventare tanto famoso, cioè io studiavo all'università poi a Trieste e c'era gente che lo conosceva. Io quando andavo da lui mi faceva leggere delle mail che gli arrivavano da personaggi del rap italiano di un certo livello che gli chiedevano di suonare a Milano, a Roma, eccetera. Però lui l'ha vissuta diversamente, per esempio, da altre figure, no? Del LOL rap di quel tempo lì, e c'è stato male, perché ha iniziato a capire che era preso in giro. E quindi sai, un po' quella sensazione lì per cui lui di fatto è sparito dai radar, ma agli eventi stessi spesso lo vedevi che andava mega incappucciato, perché mi ricordo c'era un live, non so se c'era Noise Narcos o cosa, cioè fermavano più lui che l'artista principale, e quindi lui doveva presentarsi nascondendosi. E un po' brutto, devo dire, come sensazione. Cosa? Secondo me non era neanche lui scarso, era proprio un insieme di registrazioni di basso livello, mixaggio praticamente inesistente, quindi anche... Ma era anche scarso. Sì, era anche scarso. Però nel tempo lui poi ha anche continuato a fare robe, e io ho ascoltato anni dopo delle cose, era comunque migliorato, devo dire. Però magari un pezzo registrato adesso, lo stesso pezzo registrato adesso avrebbe suonato molto meglio, questo intendo. Quello assolutamente. E ti rivelo anche quest'altra chicca, io ho 2 brani con lui su YouTube. Ma va, giustamente registrando da lui, vuoi che non facciamo qualcosa insieme? Allora, in uno di questi mixtape c'era un brano che si chiamava Sporco Gioco, e appunto era in collaborazione con lui e un altro ragazzo ancora più scarso in realtà, però ripeto, collaboravo con Cani e Porci al tempo, e l'altro era tipo Re Leone Freestyle, che era una roba in free writing, scritta insieme, registrata al volo. Non le ho pubblicate io chiaramente, e il problema è che non si sa chi le abbia pubblicate, ma anche Estate stessa mi pare che non l'avesse pubblicata lui, cioè se l'è proprio trovata pubblicata da qualcuno che evidentemente voleva un po'. Sai, adesso non so, però spesso quei video tanto virali la gente magari spariva e veniva ripubblicato. Può essere, anche i video di Pre, penso che gli originali non ci sono neanche su YouTube, sono tutti quanti repost
fatti negli anni, sì, quindi siamo trovati un po' così, e ripeto, lui non ha voluto sfruttare minimamente la viralità della cosa perché l'ha vissuta male, giustamente, e ha continuato a fare le cose per conto suo, appunto, migliorando anche in parte nel tempo. Però non era la stessa roba. Io mi ricordo che io ero strafan di Lil Angel, usciva una roba nuova, ma a parte che era diventato ma perché non è era quasi un'altra persona. Massiccio. No, chiaramente non aveva lo stesso appeal di una cosa come Estate, che nella bruttezza che vuoi è diventata comunque una hit che qua nelle zone, ma non solo, esatto. in tutta Italia. E ogni volta che inizia a far caldo me l'ascolto, la pubblico su Facebook. E poi ci sono quelle cose tipo gireranno con cosa? Noi ci siamo fatti varie teorie nel tempo. Lui sicuramente ascoltava rap americano. Sì, beh. E secondo me delle cose venivano un po' confuse, perché nel rap americano com'è che l'erba, no? Dici with gireranno con rolling with. With lui probabilmente ha confuso, non lo so, cioè io pensavo sono teorie. Parlava di estate con gli amici, pensavo gireranno con qualche figa, cioè questo era un po'. Non si saprà mai. È un po' come quando dice. leggi i testi antichi, no? Mario, vai a interpretare. Esatto. L'autore cosa avrà voluto dire? No, infatti. Leopardi, no? Con questa cosa ci sono varie interpretazioni, è un piccolo Leopardi di Sandonà, diciamo. Sì, dai, ho studiato fra decenni. Credo che sono io tira giù. No, così. Il lazzo, come ho degli amici da Sandonà proprio. È di Sandonà la Z. Sì. Perché ho degli amici di Sandonà Sandonà che è stranissima. Anche se non sono più a Sandonà, non l'ho ancora tolta, effettivamente. Esatto, riconoscibile come cosa. Ma come mai sei passato di là adesso? È stato per amore. Attenzione. Sì. Tra l'altro, e così ne approfitto, nel 2024 è uscito un brano in un producer album di un mio collega di Lecco, si chiama Festa in Veneto, perché ha coinvolto appunto rapper del Veneto, e io inizio la mia strofa così: vengo da Sandonà ma pensano sia di Treviso, il segreto del mio rap col cazzo che te lo dico, dice salto mio pa, diversa la mia storia, cresciuto in città e sto con una campagnola. Perché mia amorosa è campagnola di nome di fatto, perché viene dalla campagna Volpago del Montello e si chiama Campagnola di cognome. Quindi questa chicca. E quindi dall'estate non poteva accadere meglio. Però la montagna, cioè se si fa in montagna più che campagna. Va bene, no, ma perché suo padre c'è un'azienda agricola, insomma, comunque sono di zone di campi, sì, quello sì. Però, e devo dire che sto di un bene rispetto a Sandonà, non è che possiamo dire che sia una big city, Beh, oddio, però sono tranquillo dove sto adesso, e niente. Poi comunque sono più vicino a Treviso, appunto, che è una zona che bazzico molto spesso, quindi certo. Quindi tornando un attimo ai tempi vecchi, tu hai fatto questo excursus qua, poi inizi a fare i tuoi dischi più seri. Sì, dopo fase di mixtape eccetera, ho detto voglio un attimo cercare di registrare non più in sgabuzzini, ma magari in studio, avere produzioni e non più basi scaricate e cose del genere. E il primo progetto di questo tipo su cui lavoro era un EP, si chiamava Cambio della Guardia, e la chicca di questo progetto era Cuore, Amore, Determinazione, con una collaborazione con Rage, Raiden, dei One Mic e Masta 5, quindi insomma pezzi importanti della collaborazione qua con loro. Fondamentalmente tramite Matt Pawana, che li conosceva, insomma lavorava con loro anche per altre cose, e che appunto ha fatto la produzione. Io ho scritto, appena ho scritto, tra l'altro la strofa l'avevo scritta in un periodo un po' difficile perché stavo molto male fisicamente e psicologicamente, e diciamo è stata un po' la scrittura di questa strofa un po' uno switch. Mi sono quasi risvegliato
E ho detto no, questa strofa qua, questo pezzo qua lo voglio fare con Rage, che era appunto un artista che stimo molto e che ascoltavo molto in quel periodo, sì, e come stile di scrittura, sì. quindi diciamo è nata prima come collaborazione con lui, poi è stato inserito Raiden, anche se in realtà nel videoclip c'è Raiden e non Rage, che purtroppo non era riuscito a scendere, anzi a salire, insomma a seconda delle prospettive. La particolarità di quel brano, tra l'altro, è che appunto il videoclip è stato girato a Jesolo. C'eravamo io, Raiden e Matt Pawana, ed è stato registrato negli stessi giorni, era il 2012 mi pare, negli stessi giorni e in contemporanea con un altro videoclip in cui compariva Raiden, di un brano con Antix. Non so se te lo ricordi, Antix, sì, madonna, sì. che si chiamava Impressa e che era nell'album di Raiden. E quindi praticamente nel giro di 3 giorni abbiamo sfruttato 3 giorni di Jesolo con lo stesso videomaker. Abbiamo girato Cuore, Amore e Determinazione e Mia con Raiden e Impressa appunto di Raiden con Antix. Ho avuto modo di conoscere anche lui, tra l'altro ero comparso anche in un frammento del video che poi non so se è stato tagliato. Antix ha fatto un paio d'anni che ha fatto il botto, basta mi sembra. Sì, di base sì, di grosso sì. Appunto con questa sound dance soul veniva chiamato da tutti perché ci sta o ritornello, le robe era comunque ci stava un sacco, poi fresca, un po' me lo ricordo anche per il dissing con Mondo Marcio. Sì, anche con Vacca ha fatto con Vacca, sì. E poi si è diciamo un po' eclissato, però me lo ricordo appunto perché vabbè ero un po' bimbo minchia, arrivo lì, lui piacere Cristiano, e io tipo perché lo ascoltavo giustamente anch'io quel periodo là. Era il punto idolo che era arrivato là praticamente. Bello, è stato, diciamo che ecco anche lì, anche quei 3 giorni a Jesolo per me sono state esperienze, uno perché era il primo videoclip serio diciamo che facevo, e quindi e 2 perché ho conosciuto comunque altri sia artisti sia gente che lavorava nel settore, e vedevo come funzionavano, cioè i pannelli, tutte quelle questioni là che per me erano certo, no, sì, banalmente sì. E quindi è stata esperienza anche quella. Era 2012 più o meno sarà stato. Avevi 21 anni più o meno, quindi adesso si inizia molto prima con queste cose secondo me, però ai tempi perché la tecnologia si è molto evoluta adesso, cioè per esempio adesso con un iPhone adesso potenzialmente 15 anni già fanno videoclip da 10.000 euro. Logico. Ma neanche secondo me, no, più che altro cioè con meno soldi fai prodotti di molta più qualità, logicamente anche con quelle robe assurde che comunque una volta anche a livello proprio del tempo, no? Con gli ci metti molto meno, cioè adesso quelle copertine per le miniature YouTube ci metti un attimo con adesso fare una volta, cioè dovevi essere proprio un grafico che controcoglioni. No, assolutamente, sono d'accordo. Quindi poi inizi la collaborazione con i Brainsmokers oppure passa... Sì, diciamo 2012 eravamo appena usciti dalla Steel Cage Crew, non conoscevo ancora i Brainsmokers, però appunto Jet aveva conosciuto invece il brano. Scusa, mi mette una cosa, ma con tutte queste conoscenze tra Rage, Raiden e Antix non sei riuscito ad avere qualcosa in più a livello non so come, a cavalcare tra virgolette l'onda? Non del tutto probabilmente, nel senso che mi ricordo che ero stato anche per esempio alla presentazione del disco di Raiden nel backstage con Ensi e i Fioi, insomma un po' tutta quella situazione, e poi siamo stati all'after party eccetera, insomma un po' bazzicato insomma con quelle situazioni là, oppure venivano fatte, che ne so, mi ricordo c'era un mix di YouTube con le strofe di vari featuring di Rage, cioè avevano messo anche quella, qualcuno che mi riconosceva, Milano, Roma eccetera, però fondamentalmente ero troppo secondo me ingenuo sul funzionamento di quel mondo per sfruttare la cosa totalmente a mio vantaggio. Sì, quindi insomma è rimasto un po' là la cosa, però comunque a distanza d'anni c'è ancora chi mi
mi riconosce per quel brano là, ecco, quello sì, anche se tra l'altro, ecco, anche da quel punto di vista, per esempio, non c'era ancora, secondo me, le piattaforme digitali come adesso, e sì. quindi fondamentalmente era uscito su YouTube e basta, capito? Anche Sì. lì è stata un po' limitante quella cosa, però insomma... Beh, all'epoca c'era quello, o ti compravi il CD, o te lo Esatto, ed scaricavi. essendo che comunque, esatto, anche quel progetto là l'avevo venduto, tra virgolette, solo online e non con copie fisiche, quindi insomma c'era... Tra l'altro avevo Sì. fatto anche un remix di Cuore, Amore e Determinazione con altri artisti da Torino che facevano parte della cerchia dei Purple Finest, e spoiler, c'era nell'originale del remix anche una strofa di Fred De Palma. Ah, pensa. Solo che poi per motivi suoi discografici eccetera non poteva più uscire, quindi ho dovuto toglierla fondamentalmente, e poi è diventato Fred De Palma, che è mainstream, che tutti conosciamo, quindi sì, Pensa a te. un po' di retroscena così. Però comunque dopo quel progetto lì ovviamente ho continuato a lavorare sulle mie cose, ho pubblicato Frammenti di ghiaccio, che era una sorta di, chiamiamolo disco, ma in realtà poi ho un po' rinnegato questa definizione, in realtà era una raccolta di brani su produzioni, chiaramente, di collaboratori vari delle zone, e lì ho iniziato anche con le prime sperimentazioni un po' più melodiche. Avevo questo brano che si chiama Chance con una cantante che ho iniziato a portare anche in concorsi di canto, cose del genere, quindi in realtà fuori dalla nicchia del rap, e lì ho iniziato a conoscere appunto cantautori, musicisti eccetera, e si è aperto un po' quel filone di collaborazioni appunto un po' più melodiche. E nel frattempo appunto, anche probabilmente tramite Cuore, Amore e Determinazione, ho conosciuto i Brainsmokers nella figura di Jet One inizialmente. E tra l'altro la cosa figa è che ho sentito il Chele che diceva che mi vedevano un po', no, come un idolo perché avevo fatto quella collaborazione là. Dall'altra parte io vedevo Jet come un idolo, perché lo vedevo che aveva suonato al Popcorn, Rivolta e varie realtà appunto delle zone, dicevo wow, figo, lui è Gettone, quindi c'è questa stima comunque reciproca che ci sta, che ha portato appunto a questa conoscenza. Però appunto io sono arrivato nei Brainsmokers in un periodo in cui di fatto tu e altri quasi non c'eravate più, cioè appunto dopo Braingasm eccetera avete poi preso comunque magari delle strade diverse, ed per un lungo periodo eravamo rimasti appunto io, il Chele, Jet e Double D, e poi nel tempo anche Double D si è tolto un po' da questa realtà e siamo rimasti noi tre di fatto per un sacco di anni. Sì, no, in realtà mi sembrava che fossero il Chelo Jet un attimo i pionieri di sto progetto qua. Esatto. Che poi che chiamavano me, però ero più tipo videomaker, sta roba qua, poi una roba o l'altra, comunque sì. Sì, perché più che altro in realtà i Brainsmokers sono una realtà secondo me molto particolare, perché non è mai stata una crew vera e propria, era più che altro un collettivo, quindi anche noi per anni diciamo lavoravamo su vari aspetti insieme come collettivo, quindi magari c'era, che ne so, il Chele faceva le produzioni, Jet le grafiche, io prendevo i contatti con i locali, quindi oltre a fare musica e basta ci smistavamo un po' di altre competenze. È una roba ottima. Esatto, un collettivo vero e proprio secondo me, come realtà. Ognuno faceva il suo ed era una roba perfetta effettivamente, peccato che dopo sono diciamo che quando poi eravamo rimasti noi tre abbiamo portato avanti appunto il nome Brainsmokers facendo vari eventi, varie serate, anche vari opening negli anni fondamentalmente pre-Covid soprattutto, quindi diciamo dal 2016-17 al 2019-20 diciamo, anche prima forse sai. Mi ricordo, allora, il primissimo live con loro che ho fatto è stato, se non sbaglio, a Spinea. Appunto io ero stato chiamato da Jet, non conoscevo ancora gli altri, e arrivo lì al locale. Scusami, ti una roba, l'ho trovata, vedi? Quella copertina con Ritorno al futuro, c'è il loghetto di Brainsmokers, vedi? Dicembre, era il 6 dicembre 2014. Io non c'ero, vedi, io non c'ero ancora. Pensate. Io sarò entrato che era il 2015. Ma loro non c'erano, però ho messo il logo.
Bellissimo. Cioè, così, tanto per capire. Il logo, esatto, del cervello col bongo, sì, quello poi è rimasto nel tempo, cambiavamo i colori, però era rimasto. Sì. E appunto io sono entrato un po' dopo e appunto sto primo live a Spinea sono arrivato primo al locale. Tra l'altro io vivevo la musica in un modo molto rigido, no? Volevo che le cose fossero fatte proprio bene, quindi arrivavo prima, volevo trovare tutto sistemato. Arrivo lì, parlo con il tipo del locale che non conoscevo, dicevo, sono uno dei ragazzi che devono suonare dopo, com'è qua a livello di strumentazione, eccetera, eccetera. Insomma, veniva fuori che poi è arrivato Jet, il Kelly nel frattempo, arriva fuori che non c'è il mixer. Io mi incazzo come una bestia, dico, ma ragazzi, come si fa a organizzare un evento? Non c'era anche il mixer, ma sul serio? Insomma, abbiamo dovuto fare le corse, il che è andato a prenderlo, insomma, cose di questo tipo, deliri vari. Ci mettiamo a fare la scaletta fuori dal locale prima della serata, perché cosa succedeva? Che eravamo appunto 5-6 MC, ognuno con i suoi brani, dovevamo fare una chiavetta unica, allora, dai, proviamo così. E quindi è stato un po' tutto improvvisato. E io da lì ho detto, ma che cazzo me l'ha fatto fare? Cioè io ho seguito Jet perché me la menava, sembrava una cosa figa, poi arrivo, c'è sta disorganizzazione qua. No, in realtà poi ecco, in quegli anni là io sono diventato un po', secondo me, quello che metteva in riga un po' le cose, no? Ti capisco. Ok? Quindi dicevo, dai, organizziamoci bene, facciamo le prove, facciamo il check, verifichiamo tutto bene. E infatti poi per vari anni le cose sono andate comunque molto bene. La cosa particolare è che non abbiamo mai fatto un progetto di gruppo, tipo un disco, un EP, una roba. Noi fondamentalmente avevamo singoli nostri, solo che li portavamo in live insieme col nome Berry Smokers. E quindi così avevamo iniziato a lavorare un EP insieme, che però non è mai andato in porto. Avevamo registrato un paio di tracce che non sono mai state pubblicate, quindi continuavamo a portare il nostro progetto, però abbiamo fatto opening vari, insomma, a Rivolta, al Django, a Chiave, i Green, Ensi, Murubutu me la ricordo molto bene quella serata a Rivolta, era tra l'altro la prima volta in cui facevo live Cool, che è un mio brano, insomma, uscito nel 2020, ma che appunto portavo in live già dal 2018 più o meno, e mi ricordo lì c'era l'hangar principale del Rivolta strapieno fino in fondo ed è stata una bella emozione. Quindi erano anni in cui spingevamo abbastanza forte, e poi cosa è successo? È successo che è arrivato il Covid e praticamente c'è questo aneddoto di quella che era l'ultima data Brain Smokers pre-Covid, che doveva essere al Beer Shop a San Donà di Piave dei Blonde Brothers, non so se conosci, comunque non so. un birrificio di San Donà, e che era stato inizialmente rinviato questo evento. Per motivi organizzativi poi era stata rifatta la grafica, tutto bello, e scoppia il Covid, quindi quella data non è mai stata fatta preciso lì, e quindi lì sono saltate una marea di dati quel periodo là comunque. Sì, no, ma esatto, è stato un po' l'inizio della fine. Il discorso è che poi ecco, la realtà Brain Smokers, come diceva anche il Chele, non è mai veramente finita, però fondamentalmente da lì in poi abbiamo più puntato sulle cose nostre soliste, e quindi ci sono state delle situazioni in cui ci siamo ritrovati comunque noi tre, ma magari non con il nome Brain Smokers. Ci hai dovuto pensare tu a richiamarci come Brain Smokers. È stato un caso, è stato un caso, perché di fatto. Ho chiamato il Kelly e Jet, gli ho spiegato un attimo la situazione al Jet, e fa Jet un po' storto il naso. Poi c'è stato un pacco di uno che ho detto, ascolta, prova a risentire Jet, che comunque la situazione sembra migliore del previsto. Poi hanno sentito anche te, è stato un caso. È stato un caso. L'ultime 2 settimane. Infatti anch'io Jet dicevo, dai, cioè, sfruttiamola come occasione per rivederci, tornare noi tre, perché appunto per il resto, se no comunque alle serate ci troviamo, però magari Ottais, Jet1, il Chele, cioè, capito? Più così. Però di fatto Brain Smokers. Comunque alla fine sì, più che un gruppo in sé musicale era comunque tutto il resto, perché c'era il Kelly che produceva, c'era chi rappava, c'era chi appunto faceva i video, chi faceva le grafiche. Sì, esatto, era una realtà. Infatti io mi ricordo che sembrava quasi più un'etichetta, se può dire, alla vista dell'esterno. Sì, esatto. Tanto che io anche alcuni brani miei solisti
il periodo delle P, Il mare del vivere, che è uscito nel 2016, l'ho pubblicato anche a livello di videoclip ufficiali che ho fatto, li ho pubblicati sul canale Brainsmokers, non sul mio personale, e quindi di fatto anche per le robe soliste ci muovevamo come una realtà compatta, ecco, quello sì. Sì, forse è anche meglio, perché magari uno che ascolta il Chele automaticamente può scoprire anche te, capito? eccetera, o magari anche altri artisti che magari si sono aggiunti. Esatto, infatti abbiamo cercato di trovare un equilibrio da questo punto di vista, sia come uscite che come impatto live, in modo che comunque fosse equilibrato, cioè non c'era nessuno che prevaleva sugli altri. Sì, beh, eravamo tutti più o meno allo stesso livello, cioè alla fine, insomma. Sì. Poi non so gli altri ragazzi là se hanno fatto altre cose, Pisacane là. Io non lo so, perché di loro ho conosciuto di persona, a parte te, appunto Pisacane a quel live a Spinea, e poi non l'ho più visto. E gli altri probabilmente non li ho mai conosciuti. Ok. C'era DC, appunto, che lo vedevo, però mai in veste totalmente diversa, perché organizzavo le feste free drink, là, lui veniva là, però era proprio un contesto totalmente diverso, insomma. Però a livello proprio di rap, di pezzi, non so, poi alla fine era il Chele che più gestiva, perché erano tutti quanti ragazzi che comunque registravano da lui, che aveva lo studio, quindi comunque probabilmente aveva lui la situazione più sotto controllo. Il resto, insomma, dai, sappiamo quello che sappiamo. Poi mi dicevi di sto live a Belluno invece, che... Vabbè, sì, è una cosa un po' buffa, perché cosa succede? Ci siamo trovati un giorno sulla pagina, appunto, Brainsmokers, un messaggio su Messenger di un ragazzo che chiedeva: ma voi siete Brain? Una roba del genere. Quindi tipo, noi siamo i Brainsmokers, eccetera eccetera. E fa, ok, no, perché sto facendo un compleanno, cioè voglio fare una festa di compleanno in un locale, tra l'altro fighissimo, di Belluno, e volevo chiamarvi. E noi, non abituati a ricevere questo tipo di richieste da sconosciuti, abbiamo detto ok, però abbiamo cercato di buttarla anche sul lato economico, eccetera eccetera. Sì, pago tutto, ci ha dato cifre sulla carta. E cosa succede? Che Kelly era in Puglia, stava tornando dalla Puglia. Abbiamo detto: cosa vogliamo fare? Andiamo o non andiamo? Perché comunque, voglio dire, uno che ti scrive online, non avevamo certezze, noi potevamo arrivare là e essere una sola totale e non sapere. E il Kelly ha detto: cazzo, mi fa fare 10 ore per tornare dalla Puglia, poi dobbiamo andare diretti a Belluno, io sono morto. Proviamo, andiamo. Arriviamo in sto locale, troviamo un gruppo di ragazzini, di fatto, e sto ragazzo tutto, tra l'altro, vestito veramente elegantino, tutto quanto, arriva là con la mazzetta di soldi, ci dà i soldi in mano così. E noi: ma chi siamo noi per rifiutare? E abbiamo fatto il nostro live tranquillo e siamo tornati a casa. Basta, non più saputo niente di sto ragazzo. E noi ci chiediamo ancora: ma ci ha scambiato per qualcun altro oppure voleva proprio noi? Perché a Belluno, tra l'altro, non avevamo mai suonato noi insieme, quindi come lo conosciamo? Mai sentito. Quindi dai, questa è una chicca. Io avrei approfondito. Questa proprio ci siamo sentiti vipponi. Sì, infatti, cioè, follia. No, io avrei approfondito, poi assurdo. Ma una roba che è da, perché ho un neurone che gira e quindi poi ho detto, è da prima che volevo capire, ma perché Otais? Bella domanda, anche perché quando me lo chiedono in interviste, cose varie, io do sempre una risposta che è quella ufficiale, ma è un po' la copertura, che è questa qua. L'unione, come una sorta di tributo di nomi di rapper americani, Hot Rod e Ice Cube, e quindi Hot Ice. E oltre al fatto che rispecchia un po' anche la mia personalità, no? Un po' questa dicotomia, questo ossimoro, una sorta di contraddizione anche interna. Perché è nato fin dall'inizio sto nome qua. Sì, avrò avuto 15 anni. Sì, giù di là. Sì. Quindi questa è un po' quella, diciamo, che do come spiegazione ufficiale. Quella reale, che non sa praticamente nessuno, in realtà è un po' più strana, perché in quel periodo io avevo gli occhi secchi. Gli occhi secchi, è presente che non hai la lacrimazione abbastanza attiva, esatto, prendevo le gocce, eccetera. Quindi io ho pensato, vabbè, ero lì, camminavo per strada, occhi secchi, in inglese dry eyes. Eyes è diventato ice. Ho detto un aggettivo, dry, però non mi piace tanto, ghiaccio secco. Ho
cambiato e è diventato Hot. Questo non lo sa nessuno. Pazzesco. Perché comunque è un po' una cagata come motivazione, però svelata in super... Cioè pensa, tu ti porti dietro sta roba degli occhi secchi da una vita, se può dire. Assurdo. Ma è una roba che ti creava di disagio o di pensieri, no. ha proprio una cazzata. No, anche perché è stata una cosa un po' di un periodo, poi in realtà non è più venuto tanto in rilievo, però ormai era nato quel nome lì e appunto a livello rap venivo conosciuto con quel nome lì e basta. È rimasto, cioè sono stati periodi in cui gente magari mi conosceva più con quel nome là che col nome vero, dicevano Giacomo, chi è Giacomo? Otais, Otais. E quindi basta. Sì. Non l'ho mai cambiato perché comunque mi rappresentava. Apro una parentesi perché Gettone, per me è Gettone, ma io non so neanche lui e non so neanche come cavolo si chiama. Sai perché? Io perché lo so. Lui... dopo ti spiego perché era su Facebook si chiamava Yogi Jet una volta. Sì. Dopo è passato Matt Jet e dopo mi ricordo che non mi ricordo chi mi ha detto che in realtà era tipo mezzo cubano, argentino, sì, quindi aveva un nome assurdo. Ho detto vabbè, ora pazienza, sarà un nome talmente incastrato, incasinato che non mi interessa. Ma in realtà, vabbè, il nome è semplice, che lui non... Mattias. Sì. Ah, ok. Nome. Sì, poi lui di solito non lo dice, non lo rivela. Infatti. Però anch'io giustamente ho la rubrica che è piena di nomi d'arte e di tanti non conosco neanche io il nome vero, comunque magari me lo dimentico, perché poi no, abitualmente finisce per chiamarsi così. Per me è Gettone, l'unico che proprio non sapevo, Mattias, forse un cognome strano a sto punto, vabbè. Il cognome non me lo ricordo neanch'io, però ce l'ho segnato da qualche parte. Sì, vabbè, cazzi sui. Cazzi sui. Ciao, un saluto a Jet. Esatto. E mi racconti di ste Herrera Cinema, senti che R, l'ho detto giusto? Herrera facciamo. Esatto. Allora, Gianni Herrera è appunto un discografico, un produttore insomma italiano a livello nazionale comunque ed è una conoscenza che ho ottenuto tramite i Jalis di cui parlavo prima, perché nel 2017 appunto sono stato a questo Trapani Pop Festival, che è un concorso appunto a livello nazionale importante, in cui tra l'altro sono stati riarrangiati alcuni brani insomma dei cantanti partecipanti appunto con l'orchestra e tutto quanto. Il patron di questa manifestazione che si occupava poi dei riarrangiamenti eccetera era questo Gianni Herrera i brani riarrangiati poi sono stati registrati in studio da lui a Roma, uno studio importante di Roma, e per quell'occasione tra l'altro io ho avuto modo di stare qualche giorno a contatto con questa realtà di uno studio comunque grosso e capire un po' come funzionavano certe dinamiche e lui ha voluto coinvolgermi in un progetto particolare che io appunto in quei giorni là ho scritto al volo, registrato al volo, che era un film con Claudia Cardinale, Nunzia Schiano e insomma si chiama Niente di serio. Sì. Che però ha avuto una vicenda un po' particolare, comunque dopo ci arriviamo. Il discorso è che appunto c'era questa scena appunto del film in cui lui si occupava della colonna sonora, quindi ha voluto inserire appunto un brano col mio rap. Avevamo fatto questo brano qua che si chiamava Diversamente Giovani, che appunto scritto in 448, registrato in studio. Siamo stati prima nello studio B, diciamo, per la parte di preproduzione, poi abbiamo registrato, quindi in quei giorni là ho vissuto anche questa esperienza, diciamo, a contatto con il cinema, solo che poi non so di fatto cosa è successo, perché il film so che ha avuto delle problematiche di distribuzione inizialmente, infatti non si trovava l'accordo per l'Italia, l'Europa diciamo, e quindi era uscito inizialmente solo in Australia o in alcuni voli internazionali eccetera, e poi sinceramente non ne ho più saputo niente. Non lo so se sia più uscito in Italia, doveva essere l'ultimo film tra l'altro della Cardinale, però teoricamente no, sì, può essere, no, ma non credo, però sto titolo non mese nuovo comunque. Ma di cos'è che parlavo, ti ricordi? Allora non mi ricordo di preciso, so che c'erano appunto lei e Nunzia Schiano, che erano delle vecchiette che se non sbaglio sfuggivano da un ospizio o qualcosa del genere, e appunto il mio brano tra l'altro era inserito in una scena in cui loro scappavano, se non sbaglio erano a Pisa, su dei carrelli del supermercato, no? Quindi questa scena molto dinamica, molto particolare, in cui c'era appunto questo brano un po' funk hip hop che si chiamava Diversamente Giovani,
però appunto non se ne è più saputo niente. No, forse no, però farò una ricerca, o fate voi una ricerca. Esatto, bravi, esatto. Dite anche a me che fine ha fatto, che non lo so. Esatto. Però appunto è un'esperienza, appunto una prima esperienza a contatto con, vedi, con altre realtà artistiche e multimediali, quindi in questo caso l'aspetto del cinema che poi è tornato, diciamo, in altre vesti nella mia esperienza, perché 2 anni fa sono stato ospite alla Mostra del Cinema di Venezia, che insomma anche quella è una bella esperienza a livello, no, di location e situazione, perché sono stato, diciamo, premiato per dei videoclip di alcuni brani che erano Madre Terra e A Mio Agio, e per l'occasione abbiamo presentato anche lo spettacolo teatral musicale, appunto, che è andato in scena il 15 marzo dell'anno appena passato, anzi 21 marzo dell'anno appena passato. Si chiama 1527 Roma è sicura, che è uno spettacolo teatral musicale che ho realizzato in collaborazione con Gilberto Ongaro, cantautore padovano, in cui abbiamo coinvolto appunto altri cantanti e attori, e abbiamo portato in scena con il cappello appunto dell'associazione culturale I Complici, che abbiamo nel frattempo creato, questo spettacolo che parla del sacco di Roma, dei Lenzechenecchi del 1527, e quindi alla Mostra del Cinema di Venezia l'abbiamo presentato perché doveva ancora ovviamente andare in scena, e abbiamo debuttato appunto a marzo del 2025. Adesso stiamo lavorando per cercare di portare in scena delle repliche migliorate, e appunto la musica è stata scritta da questo Gilberto Ongaro, i testi in parte da me, in parte da lui, anche con dei dialoghi e quant'altro, e quindi ho ampliato, diciamo, dalla musica, no, al cinema, al teatro, e nel frattempo si è inserita anche la radio, che mancava, no? come componente, sì, e ho iniziato a lavorare per Yes Radio a San Donato di Piave. Questo sempre in quella nata là, insomma, praticamente. Un po' tutte queste cose sono avvenute dopo il 2020, diciamo, dal 2021 in poi. Quindi durante il Covid, un po' dopo il Covid più o meno. Sì. Ok. Ma per curiosità, tutte queste attività, qual è che ti dà più soddisfazione o che ti piace più fare? I live, soprattutto quelli reppusi, insomma, belli. Quindi sei comunque la tua è rimasta... È la mia no, assolutamente sì. Infatti, cosa è successo? Io nel 2020, anzi 2022, sì, ho pubblicato un progetto un po' più pop rap. Quindi con collaborazioni con cantanti, cantautori, suonato da musicisti, eccetera, e comunque mi piaceva, sentivo che volevo un po' ampliare, fare queste cose con sonorità un po' diverse, però ho sentito poi il richiamo al boom bap, e infatti a una certa mi sono un po' rotto, no? Di fare, ho detto sì vabbè che palle, però voglio tornare a fare le robe belle pese, e infatti dal 2023 sono tornato a collaborare con Nopius, che è appunto un producer beatmaker con cui sto lavorando adesso un disco, a fare le cose insomma belle boom bap, belle battute, collaborazioni con altri rapper delle zone. Sono tornato un po' più a quelle sonorità boom bap, però poi insomma a seconda dei contesti so che posso recuperare determinati brani, determinate sonorità diverse. Mi piace insomma avere un po' anche in live, quando faccio i live miei, cerco comunque di adattare, ovviamente a seconda del contesto in cui sono, perché chiaramente in un centro sociale non faccio i pezzi che farei in un teatro, certo, sì, però cerco anche di essere abbastanza vario, in modo da non annoiare. Non mi piace fare sempre le stesse cose, capito? Fare una scaletta di 3/4 d'ora in cui faccio sempre lo stesso sound. Dipende magari sì anche il contesto, poi magari appunto se sei in singolo fai una cosa, se sei con la band o comunque hai un gruppo, hai un altro tipo di c'è stato un periodo in cui anche per le mie cose soliste mi muovevo con DJ e bassista, quindi ho cercato di integrare un po' l'elemento band per dare sonorità diverse, però mantenendo la componente hip hop del DJ, che fa anche tra l'altro beatbox. Il bassista cosa fa? Con la chitarra sta là? Col basso faceva tutte le parti di basso. Sì. Ci sta? Ci sta, perché comunque gli dà una bella spinta. Ho fatto non per tantissimo questa cosa, però l'ho fatto per un periodo. Tra l'altro il primo live che ho fatto con questa composizione come DJ non avevo un Opius, ma avevo un certo DJ Plaku,
Sì, che che conosci DJ, perché adesso è il DJ che lavora con Medrano e Calibro. Pensati. Quindi ho fatto solo una data con lui, però me la ricordo bene, insomma, ero Sei forte stato in Marghera. mezzo ovunque, praticamente. Diciamo che nel tempo ho conosciuto vari artisti e varie realtà con cui ho avuto il piacere di collaborare. Mi piace a me un sacco mettermi alla prova, collaborare con artisti diversi sia in ambito rap che fuori, però mantenendo il mio stile, il mio modo di fare rap. Sì, anche un Mi modo piace per mettermi alla prova a fare cose che dici, ma no, questa roba non ci potrebbe stare. Ho lavorato e lavoro tuttora anche con cantanti lirici. Dici, ma no, ma come può starci? E cerchiamo invece Ma di comunque sono incastrare. sempre artisti che magari è anche interessante avere a che fare per capire Sì, come lavorano, il loro punto di vista, è esatto. anche un modo di crescita personale, quindi ci sta benissimo. Esatto, anche perché comunque anche per il progetto Pop Rap di cui parlavo, la genesi per me è stato diverso da come si fa nel rap normalmente, che scrivi o su una base oppure un type beat e poi fai la base, ma ho scritto partendo con un cantautore i brani con piano e voce, quindi arrangiamento, proprio composizione. No, da zero, e l'arrangiamento è venuto in una fase successiva, quindi è un modo per mettersi alla prova anche diverso, di lavorare in modo diverso. Ok, quindi ricollegandoci i progetti futuri, quindi adesso cosa farei uscire o quale sarà, o come ti vedi anche in un futuro con tutti quanti questi, insomma, è iniziato dal rap, il cinema, la radio, cioè come ti vedi anche in futuro? Allora, innanzitutto appunto sto lavorando a questo disco con Sì, Nopius, che quindi è la cosa su cui vorrei concentrarmi a livello musicale in questo momento. Ho i progetti con l'associazione appunto culturale, sì. di concerti barra spettacoli teatrali musicali, ho i lavori in radio ovviamente con eventi poi collegati annessi e connessi, e tra l'altro nel frattempo, tra le altre cose, ho sviluppato anche, partendo dal mondo diciamo teatrale, possiamo dire, la componente un po' di attore figurante per eventi totalmente diversi. Per esempio lo faccio in eventi horror, ma non solo. Eventi horror, Eventi cioè? horror, ci sono degli eventi a tema che vengono fatti soprattutto in centro Italia, i labirinti horror, quindi labirinti di mais, Ah, ho visto, sì, 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 capito? sì, tipo fanno Oppure, anche i zombie là, bravissimo, quest'anno passato, quindi il 2025, sono stato coinvolto anche come attore nella Monster House al Monsterland, che è un evento grosso a Imola musicale, ma appunto non solo, e abbiamo altri progetti con l'associazione SOU, Streets of Undeads. Ecco, questa è una cosa staccata dalla musica, però comunque sempre a livello artistico, che sto tenendo vivo, quindi parallelamente all'aspetto musicale svilupperò sicuramente ancora di più questa componente, e quindi insomma cercherò di portare un po' avanti tutte le cose, ok, gestendole. Ovviamente delle cose dovrò sacrificarle per forza di cose, dovrò magari dire dei no, devo imparare di più a dire dei no, devo dire, e cercare di portare avanti un po' tutte queste componenti, e quando si può unirle, come nel caso appunto degli spettacoli con l'associazione, di unire il lato musicale al lato recitativo e quant'altro. certo, certo. Boh, troppa roba, Troppa è roba! troppa roba. Perché giustamente parlavamo anche fuori onda che non è facile focalizzarsi solo su un'attività, perché comunque ti tocca comunque diramare una certa, anche avere a che fare con altre realtà come Ottaisi ci raccontava, tal teatro, la radio e progetti solisti, eccetera, anche se magari l'indole resta che vorresti fare un disco rap, Sì, comunque diciamo che se vuoi stare nell'ambito musicale o artistico in generale, ci sta a spaziare molto, perché uno, perché sennò ti limiti anche, no? sì. E due, perché puoi avere molte più possibilità, molti più sbocchi, molte più cose che si vanno ad aprire Anche e secondo te il mondo del completano. rap comunque è qui nella zona, come la vedi? È difficile e c'è ancora spazio? Allora, devo dire che in questi ultimi un paio d'anni si sta ricreando una scena molto forte, Sì, devo dire, sì sì. Adesso vabbè, non voglio fare nomi qua, sì, però ci sono vari rapper che sono entrati in determinate realtà anche di tipo nazionale, che stanno spingendo molto molto forte, e non pensavo, ma sì. E quindi c'è una, come dire, una sana competizione in realtà, perché
che poi spesso ci si ritrova insieme negli eventi, nelle serate eccetera, stanno spingendo molto forte mantenendo vivo il rap, quello vero, diciamo. Sì, Ok, secondo ok. me sì. Boh, chiudiamo qua o devi raccontarci qualcos'altro se non ci siamo? Ma no, dai, Ok. diciamo che siamo stati piuttosto esaustivi, E credo. noi ci vediamo alla prossima puntata qui con Otais. Ciao. Grazie raga.